Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione, mercoledì 26 giugno, siamo ormai alla fine di questo mese e ci si avvicina sempre di più alle tanto contestate nozze di Jeff Bezos a Venezia. Prima di cominciare con la cronaca con cui staremo insieme e scopriremo quali sono le notizie principali della giornata fino alle 13:30, come sempre in apertura vi diamo la notizia di quello che è stato l'esito del voto in Senato. Andiamo su Treviso Today. In Senato infatti aveva la Commissione Affari Istituzionali ha bocciato il terzo mandato, era stato proposto infatti un emendamento proprio al Senato 2 giorni fa per poterne ridiscutere e questa mattina il voto finale è stato bocciato, quindi si apre ora la partita politica definitiva che porterà alla corsa alle elezioni nell'autunno. Ancora non sono state fissate date, quello che è certo è che non ci sarà un terzo mandato Zaia, un quarto sarebbe, e quindi le carte sono sparigliate, sono scoperte. Andiamo a sentire, abbiamo intercettato questa mattina intanto il sindaco ed esponente di Forza Italia Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto e appunto esponente di Forza Italia, un commento a caldo appena è arrivata questa notizia della bocciatura dell'emendamento in Commissione Affari Istituzionali al Senato. Sentiamo. È la pietra tombale questa sul terzo mandato, Crosato? Sì, questa è la pietra tombale sul terzo mandato e si chiude ogni ragionamento sul terzo mandato. Da Roma hanno deciso. Personalmente credo che quando hai responsabilità di governo così importante, che tu sia sindaco di una città importante, che sia presidente di una provincia o di una regione importante, diventa anche difficile e pressante la tua attività, quindi credo sia una cosa opportuna. Quindi si è fissato un principio, lei dice, generale giusto, insomma non si può andare oltre il secondo mandato per cariche così importanti. Sì, poi ci sono delle peculiarità in politica, ci sono delle persone che meritano e che comunque possono andare a fare qualcos'altro ed è giusto aspirino a fare qualcos'altro di importante. Senta Crosato, a questo punto si apre la partita all'interno del centrodestra. Chi spetta la presidenza? Flavio Tosi dice a Fratelli d'Italia. Io da forzista spero che sia un forzista e spero che sia Flavio Tosi. Ecco, a questo punto quando è che si deve decidere, perché il tempo stringe? Il più presto possibile, perché se effettivamente andremo a votare nell'autunno siamo già in piena campagna elettorale ed è opportuno anche per certezza nei confronti dei nostri elettori e nei confronti di chi poi metterà la faccia per tutti i livelli, i candidati consiglieri, i candidati presidenti, è importante decidere immediatamente. Importante decidere immediatamente e se il forzista Crosato spera che sia l'esponente di un suo partito in corsa alle elezioni per la coalizione di centrodestra, proprio lo stesso Tosi ieri diceva che quasi sicuramente ci sarà un candidato di Fratelli d'Italia. Partita aperta, la Lega ovviamente vuole un uomo oppure una donna, si vedrà in corsa alla regione e quindi vedremo anche durante questa giornata le reazioni a questa votazione. Vi daremo ovviamente conto di tutti gli sviluppi. Cominciano le prime reazioni ad essere battute dalle agenzie, torneremo tra poco per capire come è l'umore tra gli alleati di centrodestra sulle imminenti elezioni regionali. Ma come dicevo in apertura, siamo al matrimonio, ormai gli sgoccioli della celebrazione del matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, il matrimonio tanto contestato. Siamo in grado di farvi vedere intanto delle immagini dei mega yacht in arrivo in laguna in questi giorni, perché di fatto i super ricchi americani, divi del cinema, esponenti dell'imprenditoria e non solo, sono ormai quasi tutti arrivati in città proprio per il matrimonio che si terrà sabato, e vediamo da queste immagini insomma l'arrivo in elicottero del magnate statunitense proprietario di Amazon, e allo stesso tempo però mentre in città appunto arrivano i big americani
americani. Vediamo le contestazioni che non finiscono, soprattutto da esponenti di Extinction Rebellion oppure anche del comitato No Bezos, No Space for Bezos a Venezia, manifestanti che vediamo dalle immagini sono stati anche portati via dalla polizia. Lasciamo parlare le immagini. Vediamo se riusciamo a rimettere le immagini con le contestazioni e poi vediamo anche che la polizia è arrivata in piazza San Marco e ha portato via i manifestanti che si stavano arrampicando sui lampioni della città. E avremo modo di commentare non solo queste immagini ma anche l'arrivo appunto di Bezos a Venezia tra pochissimo con il nostro Lorenzo Maier. Ci colleghiamo invece con Vicenza, dove c'è per noi collegata la nostra Luisa Bertini, perché per Vicenza è un giorno importantissimo, la sentenza sul caso PFAS attesa nel pomeriggio. Che mattinata si respira a Vicenza? Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio davanti al Tribunale di Vicenza, c'è molta attesa per questa che è una sentenza che rappresenta la conclusione di un iter che è partito 4 anni fa con la prima udienza. Tra le altre cose si tratta di uno dei temi ambientali più vasti, quindi la sentenza verosimilmente sarà destinata anche a fare giurisprudenza. Corte riunita, la sentenza, come anticipavi, è prevista per il pomeriggio davanti al Tribunale. Come siamo ormai abituati, i manifesti delle associazioni ambientaliste per consentire di seguire il processo sono state addirittura allestite 2 aule. Ricordo che sul banco degli imputati ci sono 15 manager di ex Miteni e delle società che si sono succedute nella gestione dell'industria chimica di Trissino, accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari. Per 6 di loro i pubblici ministeri hanno chiesto l'assoluzione, mentre per gli altri 9 nel complesso hanno chiesto condanne pari a 121 anni e 6 mesi di reclusione. Dicevo, giornata storica anche per quello che riguarda i numeri di questo che è considerato un maxi processo. Oltre 300 le parti civili, 120 testimoni ascoltati, 130, poco più di 130 le udienze che si sono svolte. Quanto alle richieste come tetto per le 300 parti civili, sono arrivate a sfiorare i 240 milioni di euro. Ma intanto la mattinata è stata appunto nell'attesa anche per le tante mamme NOFAS a cui siamo abituati, che hanno sensibilizzato in tutti questi anni sul tema. Noi abbiamo sentito le loro voci e le loro aspettative, quindi adesso le ascoltiamo insieme. Ovviamente tutto viene rimandato al pomeriggio. Restituisco la linea allo studio, intanto sentiamo insieme le mamme NOFAS. Noi speriamo giustizia per tutto quello che è successo, per l'inquinamento che c'è stato, per la gente inquinata, per i nostri territori. Attendiamo giustizia da questa sentenza. Sono stati anni duri che ci hanno visto non mollare di 1 centimetro mai, e non pensavamo neanche di arrivarci, ma ci siamo arrivati. Sappiamo che questo sarà solo il primo grado di giudizio, ma già essere qui è una dimostrazione di quanta forza ci abbiamo messo, non solo noi di Lega Ambiente, ma tutto il movimento che si è creato dopo che è nata la notizia. Tantissimi anni che aspettiamo questo momento, però siamo fiduciosi, vogliamo ancora credere nella giustizia, per cui l'agitazione c'è, l'emozione anche, la preoccupazione, però
vogliamo anche quando parliamo con i nostri ragazzi vogliamo dire la giustizia c'è, vedrete che andrà tutto bene. Continueremo la campagna di sensibilizzazione anche perché c'è una bonifica da fare e poi si deve continuare a parlare di questa cosa perché è importante che si sappia cosa è successo e che non debba mai più succedere. Vedevamo nello sfondo anche alcuni politici, alcuni eurodeputati che sono arrivati a Vicenza per assistere a questa sentenza storica. Voglio ricordare il fatto che la DuPont, azienda simile alla Miteni di Vicenza, aveva anch'essa rilasciato nell'ambiente sostanze quali PFAS ed è stata condannata negli anni a risarcire per miliardi di dollari le spese mediche, le cure alle famiglie colpite proprio da queste sostanze. Vedremo invece con la sentenza di oggi cosa succederà. Ovviamente qualsiasi aggiornamento saremo pronti a darvelo durante il corso di questa mattinata, dovesse già iniziare anticipatamente il processo sostanzialmente. Noi adesso siamo alla cronaca, sempre in attesa di collegarci con il nostro Lorenzo Maier da Venezia. Siamo a Padova invece perché vi mostriamo il video della rissa avvenuta martedì mattina vicino a via San Francesco, proprio nel centro città, e il racconto di un testimone oculare. Non sarebbe la prima volta che Padova si ritrova in situazioni simili. Una scarica di pugni sotto il sole cocente in pieno giorno. Ecco il video registrato da un testimone oculare della rissa che è avvenuta martedì mattina in pieno centro a Padova, tra via della Pieve e via San Francesco, e che vi avevamo raccontato 2 giorni fa. Ora ecco le immagini di una parte della violenza che si è consumata e che ha visto protagonisti un gruppetto di nordafricani, 3 di loro rimasti feriti. Uno aveva un vistoso taglio allo zigomo ed è finito in ospedale. Un residente della zona ha ripreso la lite mentre stava passeggiando con il cane. Ecco il suo racconto. Già all'andata, quando stavo facendo la via della Pieve, avevo già visto questi 2 che stavano litigando e urlando per la via, e poi quando stavo tornando verso casa, appunto, ho iniziato a menarsi e uno tirava anche giù l'altra persona buttandola a terra e tutto. Poi uno voleva anche rispondere tirandogli un sappettino addosso. Il testimone preferisce rimanere anonimo. Tra via della Pieve, via Santa Sofia e via San Francesco nell'ultimo periodo un andirivieni strano è stato più volte segnalato dai residenti alle forze dell'ordine. C'è sempre questi stranieri qua che si incontrano proprio in queste viette, o se no come anche in via San Francesco, che è proprio la via di fianco. E niente, girano sempre in bici o se no appunto si incontrano qua nella via. C'è stata una volta dove uno aveva parcheggiato con la macchina e gli hanno distrutto la macchina. Proprio nella zona ci sono stati episodi di spaccio di stupefacenti e non si esclude che possano essere questi i motivi scatenanti della rissa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per identificare le persone coinvolte. E sempre a Padova la polizia ha arrestato un 32enne cittadino tunisino irregolare ritenuto un rapinatore seriale e protagonista di 3 aggressioni contro 2 donne e un ragazzo di 16 anni avvenute nel giro di una settimana. La collana strappata con veemenza mentre la signora è inginocchiata a pregare. Il fotogramma, ripreso dalle telecamere della chiesa di Santa Lucia a Padova, incastra il rapinatore seriale responsabile di almeno 3 aggressioni in pochi giorni. La polizia ha arrestato il 32enne tunisino. Lunedì mattina l'uomo ha sorpreso alle spalle una signora che stava pregando nella chiesetta in pieno centro e con un gesto fulmineo le ha strappato la collana del valore di 4.000 euro. Quando i poliziotti hanno visto la scena ripresa dalle telecamere si sono resi conto che la rapina era simile ad un'altra
un'altra avvenuta nei giorni precedenti. Il 18 giugno infatti un ragazzino di 16 anni era stato aggredito in via del Livello, sempre in centro storico. Il minorenne aveva raccontato di essere stato avvicinato da un nordafricano che gli aveva strappato la collanina e gli aveva spruzzato contro dello spray urticante. Lunedì mattina invece, dopo il colpo in chiesa, il tunisino aveva cercato di rubare una collana ad una settantenne che stava passeggiando in via Giordano Bruno. La donna per poco non soffocava perché la collana non si rompeva. Così il tunisino l'ha scaraventata a terra e le ha rubato un bracciale. I poliziotti, identificato lo straniero, già noto per precedenti simili, hanno iniziato dei controlli e in piazza Salvemini lo hanno sorpreso insieme ad un gruppo di nordafricani. Mentre lo stavano controllando, il tunisino ha reagito con violenza, colpendo gli agenti con calci e pugni e spruzzando anche in questo caso lo spray urticante. Alla fine è stato bloccato e arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per le rapine commesse in strada e in chiesa. Individuato anche il compro-oro a cui aveva venduto le collane rubate. Siamo al caso controverso del trapper Baby Touché, protagonista poche settimane fa di una violenta aggressione ai danni del gestore delle piscine di Monselice. Non è il mandante della spedizione punitiva in stazione a Padova, avvenuta il 14 febbraio del 2022 ai danni di Carter 5 Star, trapper milanese di 28 anni, e lo ha stabilito la sentenza pronunciata dal giudice monocratico Vittoria Giansanti nell'udienza predibattimentale. E sempre a Padova sono stati confermati in secondo grado 19 anni di reclusione per Youssef Moulay Mahid, il 51enne marocchino accusato di aver ucciso la sua compagna Liliana Cogita soffocandola con un cuscino. Il delitto era avvenuto il 20 settembre del 2023 in un appartamento di Tombolo. L'uomo aveva ucciso la 55enne di origine romena al culmine di un litigio per gelosia, perché la donna aveva stretto amicizia con un connazionale. Quel giorno avevano litigato mentre erano in camera da letto. Lui prima ha tentato di strangolarla e poi ha preso un cuscino e l'ha soffocata. Ha confermato anche il risarcimento di 15.000 euro alla figlia della donna. E sempre di aggressioni parliamo, ritorniamo in via Salsa a Treviso, perché è tornato a casa dopo 3 giorni di ospedale Antonio, il 70enne residente proprio in via Salsa, aggredito nella notte di domenica da un giovane scoperto mentre tentava di scassinare l'auto della moglie. Solidarietà dal sindaco Conte, che lo incontrerà nei prossimi giorni. È tornato a casa dopo 3 giorni di degenza in ospedale Antonio, il 70enne aggredito mentre rientrava nella sua abitazione di Treviso in via Tommaso Salsa verso la mezzanotte di domenica scorsa. Ancora dolorante, fa fatica a parlare dopo aver subito 2 pugni in pieno volto che gli hanno fratturato le mandibole e fatto saltare 2 denti. L'aggressore, un 30enne probabilmente di origini straniere, l'ha colpito dopo essere stato scoperto mentre armeggiava intorno all'auto della moglie del residente con il chiaro tentativo di scassinarla. Non una reazione istintiva ma ragionata, visto che il giovane prima si sarebbe allontanato per poi tornare scagliandosi violentemente contro il 70enne dopo aver calzato un guanto in maglia di ferro. Immediata la solidarietà del sindaco Mario Conte. Sarà mia cura andare ad incontrare questo cittadino che è stato brutalmente aggredito, innanzitutto per portare la solidarietà, e dopodiché rivolgo come sempre l'appello alle forze dell'ordine. Spero che venga individuato quanto prima il responsabile, denunciato e soprattutto che sconti la pena adeguata. Il giovane non sarebbe del tutto sconosciuto ai residenti, potrebbe essere tra i frequentatori di un locale della zona. Ora si attende la formalizzazione della denuncia per procedere con le indagini e la visione delle telecamere presenti nell'area. Torneremo a parlare di sicurezza in città, ma in qualche modo di sicurezza si parla anche per il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia. Finalmente riusciamo a collegarci con il nostro Lorenzo Maier. Abbiamo fatto prima vedere le immagini delle nuove contestazioni in piazza San Marco e tu ti trovi proprio lì, Lorenzo. Buongiorno, quali sono le novità? Buongiorno Elia, a te e ai nostri telespettatori, buona giornata da Piazza San Marco. Come dicevi, questa mattina c'è stata un'altra azione dimostrativa di questo gruppo di Extinction Rebellion che già l'altra sera alcuni manifestanti erano saliti fino in maniera molto pericolosa, poi devo dire anche fin sopra la gru antistante all'hotel Danieli. Questa mattina invece verso le 11
poco meno 2 persone hanno cercato di raggiungere i pennoni delle bandiere proprio qui in piazza San Marco, dove ci troviamo. Sono stati portati via a forza dagli agenti. 2 manifestanti poi erano vestiti in maschera, possiamo dire rappresentavano Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez. Ora la situazione è tranquilla, anche se qui in piazza San Marco è una giornata tranquilla, molto assolata, ma c'è anche, però dobbiamo dirlo, molta polizia, più del solito, sia in divisa che in borghese. Ma siamo qui e li ringraziamo per essere con noi questa mattina, con buona parte del direttivo, una parte importante del direttivo dell'associazione Piazza San Marco, dei commercianti, appunto per avere un po' il loro punto di vista, per capire come vedono questo matrimonio. Un direttivo molto importante per la città, fresco di elezione. Allora chiedo subito al presidente fondatore Setrak Tocaziano, poi abbiamo qui Claudio Vernier che conosciamo tutti, e una nuova consigliera fresca di nomina, molto importante. Chiedo a Setrak cosa pensa di un po' di queste polemiche di questi giorni. Buongiorno a tutti, niente, io resto allibito da queste polemiche, perché insomma questa città qua anzi ha bisogno di queste persone qua, ha bisogno che della gente di un certo peso, di una certa cultura, anche perché Bezos a Venezia ci viene spesso, grazie a Dio, è uno che finanzia molti comitati della cultura qua a Venezia, è una persona che è molto attenta e molto partecipe per la salvaguardia di Venezia, quindi ben venga Bezos. Adesso ha deciso di venirsi a sposare qua, che ci fa molto piacere, come tantissima altra gente che vengono qua a sposarsi, ovviamente lui portando tutti i suoi amici. Noi non siamo gelosi di nessuno, anzi ci fa piacere, siamo contenti anzi che c'è un indotto importantissimo, quindi sicuramente ci sono delle persone che avranno dei vantaggi economici eccetera, qualsiasi cosa, però insomma siamo contenti che viene celebrato questo matrimonio qua a Venezia. Grazie mille. Chiedo invece a Claudio Vernier, buongiorno. Allora, un grande evento però per 200 selezionatissimi ospiti circa, in una città che ospita quotidianamente centinaia, migliaia di turisti. C'è impatto, come viene detto dai contestatori, un po' di blocco della città, o la città comunque continua tranquilla la sua vita? La città, buongiorno a tutti, la città fortunatamente è assolutamente fruibile, accogliente, matrimoni così importanti ne vediamo spesso qui a Venezia. Diciamo che ci sono stati più problemi legati alle manifestazioni di chi è contro questo matrimonio, con la chiusura della piazza per circa una decina di minuti a causa di questi ragazzi che si sono arrampicati, o l'altro giorno sulla gru davanti al Danieli. Quindi al momento disagi per la città e i cittadini non ce ne sono stati. Niente, quindi la città, taxi si vedono, le gondole ci sono. Fa piacere che una persona così nota e importante abbia scelto Venezia per il suo secondo matrimonio. Significa che la città continua a essere nell'immaginario collettivo un luogo meraviglioso che si vuole vivere e conoscere, non semplicemente una cartolina. Noi ci auguriamo che quindi abbiano la possibilità anche di fare una passeggiata qui in piazza, magari nelle ore presto della mattina o tardi la sera, per poter così godere di quanto questa città sa regalare. Ecco, Giulia Tasinato, allora, grazie per essere con noi, un po' il suo esordio in queste settimane come nuova consigliera. La piazza che si prepara a una serie di eventi importanti, anche dopo Bezos ci saranno i concerti. Come state vivendo questa stagione? Buongiorno a tutti, è una stagione che è partita un po' in modo strano, un po' in modo lento. Il fatto che appunto Bezos abbia scelto la nostra città per il matrimonio è già una cosa molto positiva, perché crea movimento di gente
di un certo livello, si spera che anche gli eventi, che saranno molto belli con personaggi molto rinomati, portino altro indotto e che movimentino in positivo questa stagione che appunto è partita un po' a rilento. Presidente, vediamo una piazza qui che è ancora un cantiere, vediamo qui alle spalle come le immagini di Sandro Ponchio vi possono far vedere, però ci sono una serie di eventi importanti adesso anche in luglio, quindi una piazza che è al centro di tanti progetti, al centro della vita di Venezia. Allora, per quanto riguarda i cantieri, noi non possiamo dire niente perché siamo stati anche gli artefici di mettere la piazza all'asciutto, quindi abbiamo insistito moltissimo noi come Associazione Piazza Marco da anni, stiamo lottando su questo progetto che finalmente andrà a concludersi e dunque la piazza sarà all'asciutto anche senza l'innalzamento delle barriere del Mose. E sotto le procuratie questi interventi importanti che noi da una vita stavamo combattendo perché venissero eseguiti e terminati, quindi siamo contenti di quello, anche se sia un disagio importante. Ovviamente i concerti che il Comune ormai ha deciso di fare da anni, a luglio è un mese di concerti, di eventi importanti dove i cittadini fruiscono dalla piazza di questi bellissimi eventi importanti. Noi non possiamo fare niente, nel senso noi ci adeguiamo, ovviamente abbiamo dei disagi, soprattutto i caffè hanno dei disagi importanti, però anche per quello insomma noi non diciamo niente e niente, così. Per ricapitolare un po', Claudio Vernier, possiamo dire che Bezos da parte dell'associazione Piazza San Marco è benvenuto a Venezia? Assolutamente sì, è un evento che ci fa piacere e che speriamo lasci qualcosa di importante alla città. Magari decideranno di investire in città, magari dando nuova linfa a un qualcosa che possa generare nuovi residenti, nuovi cittadini. Questa città ha bisogno di vedere oltre il turismo e questi imprenditori internazionali sono sicuramente le persone giuste da coinvolgere per una rinascita di Venezia. Ecco, c'è il timore che queste polemiche, che come ben sapete, ma lo ricordiamo anche per i nostri telespettatori, sono state il fronte dei contrari, si è guadagnato, diciamo così, anche una ribalta importante, quella del New York Times, che qualche giorno fa nell'edizione cartacea online ha riportato queste contestazioni. C'è il timore che queste contestazioni amplificate possano avere per il futuro un effetto negativo per la città, come ha detto per esempio l'altro giorno anche il governatore Zaia. Temo che per gli eventi futuri ci possa essere qualcuno che ci ripensi e non venga a Venezia. Su questo vorrei un rapido flash da tutti e tre, partiamo da Claudio Vernier così vi passate poi il microfono. Io penso che Venezia c'è e ci sarà a prescindere da questo tipo di manifestazioni, è un luogo che lascia negli occhi delle persone che la visitano un'immagine meravigliosa e quindi a prescindere da quello che sta succedendo oggi, lo sfruttamento in realtà dell'immagine di Venezia per manifestare contro un certo tipo di economia finirà come è iniziato e Venezia continuerà a essere quel luogo meraviglioso che è. Ovviamente il timore c'è, ma la speranza che la bellezza di questa città superi anche queste manifestazioni che purtroppo ci sono, secondo me esagerate, insensate, esagerate. Ci sarebbe ben altro per cui manifestare, però appunto si spera che magari queste persone possano capire. Allora, purtroppo la Cassa di Risonanza di Venezia, che hanno queste poche persone, che sono in pochi, è enorme, come hai detto tu adesso con il discorso del New York Times eccetera, però sono veramente in pochi. Cioè il 99,9% della gente qua è favorevole a queste cose qua perché ha bisogno Venezia di queste persone qua. Ecco, che vadano queste persone a protestare per i borseggiatori, per l'abusivismo, per la sicurezza. Su queste cose qua dovrebbero più concentrarsi questi signori qua, altro che andare a vedere del matrimonio, essere invidiosi di queste persone qua che grazie alla loro capacità sono riuscite a fare successo nella loro vita.
Ecco, voglio anche così concludiamo questa panoramica, voglio anche segnalarvi una dichiarazione rilasciata questa mattina alle agenzie dall'ex sindaco di Venezia, il filosofo Massimo Cacciari, che interpellato appunto sul matrimonio di Bezos è stato molto tranchant, diciamo così, ha detto: tra mio nipote, perché come sappiamo Tommaso Cacciari, leader dei centri sociali che hanno manifestato anche in questi giorni, è il nipote di Massimo Cacciari, tra mio nipote e il governatore Zaia è una gara a chi dice più fregnacce. Io la edulcoro un attimo, ho usato un'altra parola, ma è stato un intervento molto deciso che certamente farà discutere, ha già scatenato polemica. Ovviamente Cacciari con il suo stile entra dritto all'obiettivo, va a gamba tesa, ecco, diciamo così. Poi volevo anche così per completare questa panoramica raccontarvi che questa sera ci sarà questo primo grande party e le previsioni meteo purtroppo potrebbero anche dare qualche problema in più, perché c'è una previsione di possibile pioggia per le ore 18, anche se gli ospiti sono attesi molto più tardi, pensiamo intorno alle 20, in questo chiostro alla Madonna dell'Orto. Nella zona di Madonna dell'Orto sarà interdetta anche la viabilità pedonale dalle 16:30 perché è previsto un grande afflusso di motoscafi. Il canale di navigazione dalle 18 di questa sera alle 24 sarà interdetto al traffico acqueo per permettere ai motoscafi di passare. Nel pomeriggio dovremo essere in grado anche di raccogliere l'intervista al questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, che ci ha dato un appuntamento, perché la città sta vivendo con discrezione ma anche con molta presenza di forze dell'ordine questa giornata, a cui poi seguiranno quella di venerdì e di sabato. È prevista, è stata annunciata almeno dai movimenti contrari a Bezos, questa sera una manifestazione ancora di protesta intorno alle 22:15 in zona Rialto Erbaria. Allora, per concludere con una nota di positività, chiedo ai miei ospiti ancora cosa si aspettano dei prossimi mesi per Venezia e se la città comunque avrà sfide davanti importanti da vincere. Partiamo sempre da Claudio, past president, e poi agli altri, e poi se non hai domande ti restituisco la linea. Ovviamente il nostro può essere soltanto un augurio, l'augurio è che la città si riprenda, come giustamente sottolineava da Tazinato. È una stagione che è partita lentamente, che ha subito sicuramente la situazione geopolitica, però la città deve rinascere e deve far capire che è una città fruibile e che vuole ripartire dal cittadino e dalla qualità della visita turistica che questa città sa dare. Sì, come accennavo, come diceva anche Vernier, è partita lenta la stagione, ma è più una speranza, un augurio che appunto si riprenda anche abbastanza velocemente, che parta meglio tardi che mai, di solito si dice. E abbiamo tanti problemi da risolvere, tra la sicurezza, insomma tante cose, questioni da risolvere, i lavori da finire in piazza, quindi di cose da fare e da sistemare ce ne sono tante. Insomma, però l'impegno ce lo mettiamo tutti, quindi ecco, l'augurio è di far bene. Ecco, noi siamo purtroppo sommersi dall'overtourism che purtroppo incombe a Venezia da molti anni, non solo a Venezia, in tutta Italia, è un problema nazionale. Speriamo che si calmi, perché ovviamente Venezia ha bisogno di un'altra tipologia di turismo, anche se questi protestano e dicono di no, ma purtroppo Venezia muore con questo tipo di turismo. Abbiamo bisogno che si riprenda con il turismo di qualità e di cultura.
E da Venezia, insomma, abbiamo sentito... hai qualche domanda? No, Lorenzo, grazie, siete stati assolutamente chiari nelle posizioni che ci avete esposto. Insomma, capiremo durante la giornata e nel corso della serata, insomma, cosa succederà, perché Venezia è molto viva, l'abbiamo capito, e si sta muovendo su due fronti completamente diversi per l'arrivo di Bezos. Aveva parlato anche ieri il prefetto di Venezia sulla questione, rimanendo molto super partes, ma lo sentiremo dopo, perché intanto andiamo subito a dare la linea, visto anche il gran caldo, e Valentina Visentin si trova fuori all'aperto. Siamo a Ponte San Nicolò a Padova, un episodio di violenza con dei giovanissimi ancora protagonisti. È accaduto appunto a Ponte San Nicolò nel Padovano, dove il custode di una villa pubblica è stato aggredito e minacciato, e ci racconta tutto infatti la nostra Valentina Visentin. Buongiorno. Sì, buongiorno dal parco di Villa Crescente a Ponte San Nicolò. È qui che martedì pomeriggio si è consumata l'aggressione ai danni del custode della cooperativa Cielo, che viene qui ogni giorno ad aprire il parco e le aule studio che ci sono alle nostre spalle. È stato accerchiato, aggredito, minacciato verbalmente da un gruppo di ragazzini che insomma lo ha intimorito e aggredito verbalmente in maniera piuttosto violenta. Purtroppo non è il primo episodio che accade in questo parco, e qui con me c'è il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni. Cosa è accaduto intanto l'altro giorno? Fatto increscioso, un fatto intollerabile. Appunto, questo ragazzo operatore della cooperativa Cielo è stato aggredito da un piccolo gruppo di ragazzini. Ora le dinamiche sono al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno analizzando anche i filmati della videosorveglianza per identificare e comprendere cosa sia effettivamente accaduto. Certo è che non è tollerabile che a causa di questo piccolo gruppo si possa mettere a rischio la chiusura di un edificio che è stato dedicato proprio anche dall'amministrazione che mi ha preceduto, e convintamente è un progetto che noi portiamo avanti proprio alla popolazione giovanile. Sono state realizzate queste aule studio, è stato dato in concessione un bar proprio perché diventi un punto di aggregazione per i giovani, e il fatto che questo piccolo manipolo, diciamo, di ragazzini annoiati, dei bulli di quartiere possano mettere in pericolo la serenità non è più tollerabile. Anche l'anno scorso c'era stato un episodio di vandalismo piuttosto grave. È proprio per questo l'anno scorso abbiamo chiuso la villa per quasi 2 mesi, perché un gruppo di ragazzini, che probabilmente potrebbe essere anche lo stesso, ha scaricato gli estintori all'interno della villa, provocando dei danni e una necessità di ripristino che appunto ha dovuto, per questo abbiamo dovuto chiudere la villa per 1 mese e mezzo circa, privando poi in realtà tutta la popolazione giovanile, che la villa la usa in maniera sana per studiare, per fare ricerche eccetera, di uno spazio a loro dedicato. Adesso ci sono anche dei provvedimenti in arrivo, perché ovviamente le forze dell'ordine sono state interessate per questo episodio, ma ci saranno insomma anche delle misure per tutelare questo luogo. Assolutamente, innanzitutto l'individuazione dei responsabili dell'atto, per avere quantomeno un richiamo formale da parte delle forze dell'ordine ai ragazzi e alle famiglie, e ieri sera ci siamo incontrati con la polizia locale congiuntamente con i carabinieri della nostra stazione, che ringrazio per il prezioso lavoro di controllo sul territorio. Abbiamo condiviso un servizio dedicato nelle ore più sensibili proprio al parco di Villa Crescente. Grazie allora sindaco per essere stato in nostra compagnia, e la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina, grazie al sindaco di Ponte San Nicolò nel Padovano. Ancora infatti la cronaca, noi torneremo con la cronaca da Treviso subito dopo la pubblicità. Eccoci tornati in diretta con la prima edizione, come anticipato prima della pubblicità, la cronaca direttamente dal centro di Treviso, dove per noi si trova il nostro Christian Arboit, una spaccata in pieno centro di cui poi vedremo anche la foto. Christian, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno anche da parte di Tommaso Migotta. Siamo in una piazzetta Crispi, a pochi metri dalla loggia dei Cavalieri. Ti mostro Edi, e mostro il pubblico a casa questo tombino. Partiamo da qui, il nostro racconto parte da questo tombino, perché con questo tombino
I soliti ignoti hanno colpito in un locale del pieno centro di Treviso, un locale tra l'altro molto noto, l'Esperia, specializzato in cucina pugliese. Voi siete qui da 16 anni, qui con me c'è la titolare, Leonilde Lo Schiavone. Insomma, hanno preso quel tombino e poi? E poi hanno sfondato la porta d'ingresso, che tra l'altro è anche una porta antisfondamento. Sono entrati e hanno rubato il fondo cassa, hanno rubato un computer, un POS, quindi anche oggetti di poco valore, una bottiglia di Montenegro e lo zainetto di un dipendente con all'interno i propri effetti personali. Intanto raggiungiamo la porta d'ingresso, quindi questi ladri di fatto hanno percorso questo tragitto, questi pochi metri con il tombino che avete appena visto e lo hanno scagliato contro la porta d'ingresso del locale, che è già stata messa a posto, ma nella foto che vi ho mandato poco fa si vede la devastazione, insomma, sfondata completamente la vetrata. Sì, completamente. Questo verso le 4:30 di notte, sì, così sono, diciamo, le informazioni che abbiamo al momento sono queste. Ecco, perché questo orario? C'è stata la segnalazione di una vicina? Una mia vicina mi ha detto che a quell'ora la sua gatta, che è qui sul terrazzo, è entrata e l'ha svegliata miagolando forte, ha continuato a miagolare per tanto tempo dopo perché era molto spaventata. Si sono intrattenuti quindi nel locale per qualche minuto questi ladri, perché prima il fondo cassa, poi il computer, il POS, poi sono andati al piano di sopra perché lo spogliatoio dei dipendenti è al piano di sopra e lì hanno avuto il tempo di prendere lo zainetto e di portarlo via. Ecco, quindi tra l'altro il POS hanno portato via, è una cosa particolare. Sì, perché non ne fanno nulla, cioè non è un oggetto che possono utilizzare. Voi avete denunciato il tutto ai carabinieri immediatamente. Sì. Tra l'altro mi diceva e mi mostrava prima Leonilde Lo Schiavone che all'esterno ci sono dei lampioni, la zona è molto illuminata. Molto illuminata, è accanto alla Loggia dei Cavalieri, quindi comunque di notte è illuminata a giorno. Siamo nel salotto buono della città. Esatto. Lei è qui da 16 anni, questo locale è tra i più noti della piazza trevigiana, ma ieri era successa una cosa del genere? Nulla, io comunque il plateatico all'esterno sempre estate e inverno non mi è mai successo niente, nessun danneggiamento. Nessun danneggiamento, nessun vandalismo, quindi che idea si è fatta? Ne ha parlato con i carabinieri? I carabinieri mi hanno detto le loro prime ipotesi è che si tratti di tossico che aveva bisogno per una dose. Certo, il carabiniere ha intuito subito che avessero utilizzato il tombino, infatti quando abbiamo controllato il tombino era stato montato al contrario e quindi siamo certi di questo perché il giorno prima il vicino aveva osservato il tombino ed era montato diversamente. Quindi tutta questa l'irruenza che è stata utilizzata può essere spiegata in questa maniera? Sì, l'unica spiegazione che ci siamo dati al momento. Certo, non è una giustificazione, immagino ci sia della preoccupazione. Sì, perché soprattutto per il fatto che comunque l'abbiano fatto in pieno centro, in una zona illuminata, in una zona dove comunque c'è un minimo di passaggio anche degli operatori della contarina, la polizia comunque passa anche di notte, quindi voi vi sentivate sicuri fino a domenica? Esatto. Quindi cade un po' questa tranquillità anche nei residenti, perché ho parlato un po' con i residenti, con il vicinato e sono tutti un po' più preoccupati adesso. Grazie Lo Schiavone, grazie davvero. E appunto questo umore ve lo posso confermare, abbiamo parlato con alcune persone, insomma stupisce questo furto, questa spaccata in pieno centro, ripeto siamo nel salotto buono davvero di Treviso. Per il momento è tutto da Piazzetta Crispi con Tommaso Migotta, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie ovviamente anche alla tua ospite che ci ha raccontato quanto accaduto e rimaniamo proprio in centro città, iniziano i primi provvedimenti legati alla zona rossa, voleva salire su un bus di linea senza biglietto un 42enne pregiudicato da incandescenza nel piazzale delle Corriere proprio in piena zona rossa a Treviso, è stato denunciato dai carabinieri, era già stato allontanato dal quadrante lo scorso 16 giugno, per il resto oltre 100
le persone identificate in un giorno solo dai militari dell'Arma. Il soggetto ha tentato di prendere il bus senza biglietto, giustamente l'autista lo ha redarguito e gli ha impedito di prendere posto nell'autobus, e questo come gesto di stizza gli ha rotto il tergicristallo. Quando i carabinieri sono arrivati nel piazzale delle Corriere, la tensione era a 1000 e forse hanno evitato il peggio, che quel gesto di stizza diventasse un'aggressione, magari fisica. Sono quasi le 10 del mattino nel quadrante caldo di Via Roma, dove da un mese esatto è operativa la zona rossa. L'intervento dei carabinieri dell'autoradio ha fatto sì che nel corso di identificazione fosse verificato che il soggetto appunto era stato destinatario di un ordine di allontanamento lo scorso 16 giugno. Pertanto è stato denunciato e nuovamente allontanato dalla zona rossa. Si tratta di un 42enne di paese che da tempo risulta incontenibile. Per lui è scattata una nuova denuncia, oltre al danneggiamento anche quella per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, ovvero il mancato allontanamento dalla zona tutela rafforzata, detta anche zona rossa, quadrante che resta sorvegliato speciale, quello di Via Roma, lo dicono i numeri di una sola giornata di controlli. Abbiamo identificato circa un centinaio di persone, di cui circa la metà erano stranieri, e non abbiamo rilevato nessun tipo di trasgressione o di atteggiamento che potesse dare adito a un ordine di allontanamento da quella zona. Fintanto che rimarrà in vigore l'ordinanza che dispone la zona rossa, i controlli continueranno sempre nella forma di interforze. Da Treviso a Vicenza, il locale chiuso per paura, il cartello che aveva affisso alle sue vetrine la commerciante Margherita Paolin è diventato un simbolo e ora se ne parla proprio in tutta Italia, e lei dice che non riaprirà finché il suo aggressore girerà per Vicenza, per paura ma anche per protesta. Sentiamo. Per me, per tutti i commercianti e per tutti i cittadini. Chiuso per paura, vetrine spente per lei e per tutti i cittadini. Sa di essere diventata un simbolo Margherita Paolin, la commerciante che ha deciso di chiudere il suo negozio da quando il suo aggressore, uno sbandato straniero irregolare espedito al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo, è tornato a gironzolare per il centro storico di Vicenza. Questo perché, presumibilmente, avrebbe un certificato medico da cui risulterebbe che soffre di problemi di salute che rendono impossibile la sua espulsione dal territorio nazionale, come sancito da una sentenza della Cassazione. In ogni caso, lui è tornato. Sì, anche questa mattina ero qui a porte chiuse e il personaggio è passato qui davanti. Margherita Paolin è angosciata nel vedere che il suo aggressore continua a passare davanti al suo negozio. Così, quando lui è tornato a Vicenza, lei ha chiuso il negozio e se n'è andata. Lo ha fatto per paura, sì, certo, ma anche per protesta. Voglio tenere chiuso per attenzionare al massimo il mio problema, ma che non è solo mio, ma è un problema di tanti piccoli commercianti, magari anche di tante donne commercianti sole, e comunque è un problema per tutta l'Italia. E così oggi la paura di Margherita Paolin è diventata un simbolo e il suo negozio chiuso un emblema per tanti commercianti e cittadini che si sentono schiacciati dalla malavita e dal degrado, troppo spesso collegati a un'immigrazione fuori controllo. Ho dato voce forse a tante persone che avrebbero voluto dire quello che sto dicendo io oggi, cioè l'immigrazione oggi è allo sbando, abbiamo troppi immigrati fuori controllo, abbiamo bisogno di leggi serie e sicure, per questo io mi voglio battere per una legge che vorrei chiamare fuori subito. Se sei una persona che delinque, che fa questi atti vandalici, che violenta, che spaccia e che va in giro col macete e col coltello, te ne vai fuori subito. Ecco, io voglio vincere questa battaglia. E la vicenda di questa commerciante, appunto, abbiamo detto, è arrivata sui giornali e non solo, di tutta Italia, e abbiamo sentito per questo anche sindaco ed ex sindaco di Vicenza sulla questione. Vediamo cosa ci hanno detto. Il
tema è molto semplice: se un cittadino riceve un provvedimento di espulsione deve essere espulso, se no ci stiamo prendendo in giro. Il problema non è Vicenza, il problema è che queste norme non funzionano a livello nazionale, sono casi che continuiamo a vedere nelle nostre città, è inutile continuare a lamentarsi, serve semplicemente che lo Stato faccia il suo mestiere, quindi faccia funzionare le norme. Il governo farà sicuramente la sua parte, il governo Meloni sta già lavorando a una riforma del diritto penale e del diritto di procedura penale, lo sta facendo grazie al ministro Nordio, ma non dimentichiamo, la narrazione non va girata, chi si è reso responsabile di aver fatto arrivare qui persone disperate che oggi vivono per strada. Parliamo dei governi a guida Partito Democratico. Bisogna dare forza e sostegno al controllo del territorio, anche il comune e anche il sindaco deve fare la sua parte come delegato alla sicurezza. Lui e l'altro. A Vicenza i due a confronto sono sindaco ed ex sindaco, Giacomo Possamai e Francesco Rucco. Un problema, quello del negozio chiuso per paura, due visioni diverse per risolverlo, o almeno due accenti diversi sulla stessa soluzione. Il primo cittadino, targato Partito Democratico, si rivolge al governo di centrodestra e chiede un giro di vite perché il problema è nazionale. L'ex sindaco, invece, targato Fratelli d'Italia, invita l'amministrazione comunale di centrosinistra a fare di più sul fronte della sicurezza. Il sindaco deve dotare la polizia locale di strumenti per poter lavorare sul territorio, fare un controllo serrato attraverso presidi permanenti dove serve della polizia locale e non far lavorare la polizia locale solo sul codice della strada. Allo stesso tempo, naturalmente, anche le forze dell'ordine devono dare l'ausilio necessario. Sullo sbandato oggi pende comunque un ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni. A quel punto, se sarà ancora in Italia, l'iter per rimpatriarlo potrà riprendere. L'impegno da parte della Questura è massimo, la richiesta da parte mia, della città, è quella di intervenire immediatamente non appena scatteranno i 7 giorni che consentono di riaccompagnarlo al nuovo centro per il rimpatrio. Intanto con questo caso la sicurezza è diventata tema scottante in Consiglio Comunale a Vicenza e meno male, aggiungiamo noi, perché il fatto che i fari siano puntati sul problema della criminalità piccola e grande e del degrado che ormai ha infestato tutti i quartieri è già un primo passo. Adesso però i cittadini chiedono soluzioni pratiche, concrete, al di là dei colori, al di là dei partiti e a tutti i livelli, dal comune al governo. È necessario che l'intervento sia veloce perché non è pensabile che a subire le conseguenze sia chi viene aggredito e non l'aggressore. Va fatta una riforma in tempi rapidi e su questo il governo Meloni ci sta già lavorando. Così dunque da Vicenza, ma la politica non è la sola ad essere intervenuta in questa vicenda, anche le associazioni di commercianti e cittadini. Tutti uniti davanti al negozio chiuso per paura. A stringersi attorno a Margherita Parolin, nonostante il caldo del pomeriggio, è stata l'associazione Impegno per Vicenza, con i suoi 2 consiglieri comunali, Stefano Nottarangelo e Michele Dalla Negra. Foto di gruppo davanti alle vetrine spente che paradossalmente tengono acceso il dibattito sulla sicurezza, non solo a Vicenza, ma anche a livello nazionale. Sicuramente c'è un problema legislativo e un problema di applicazione delle leggi, ma nessuno può voltarsi dall'altra parte. I cittadini si sentono abbandonati. Bisogna, sindaco, prefetto, questore, sinergicamente agire e trovare delle soluzioni. L'associazione Impegno per Vicenza chiede un maggior presidio del centro storico e dei quartieri da parte delle forze dell'ordine. Bisogna presidiare il territorio in modo continuativo e non solo certe zone, ma l'intero territorio comunale. La presenza è un deterrente, se non c'è la presenza la microcriminalità avanza e dilaga. L'associazione Impegno per Vicenza lo dice chiaro e tondo, il problema di oggi è legato alle politiche sull'immigrazione del passato. Questo è il risultato, solo dei folli potevano pensare di ospitare, tra virgolette, centinaia di migliaia di disperati senza lavoro, che dovendo riempire la pancia, ma è umano e comprensibile, cosa fanno? Delinquono. E togliamoci dalla testa che questa marea umana ci pagherà le nostre pensioni, perché solo di welfare ci costano 2 volte tanto. Non voltatevi dall'altra parte, ma denunciate, controllate, monitorate la vostra città. È l'invito che oggi l'associazione Impegno per Vicenza lancia a tutti i vicentini. La paura di Margherita è la paura dei vicentini, la paura della maggioranza dei vicentini. Qua si parla troppo spesso, no, di sicurezza percepita, sicurezza reale.
Qua ragazzi stiamo semplicemente parlando di un problema fortissimo di sicurezza, c'è delinquenza, c'è il problema delle baby gang, c'è il problema di alcuni, e ripeto sottolineo, alcuni immigrati che non riescono ad integrarsi e quindi bisogna prendere delle posizioni forti. Da Vicenza al Veneziano è stato bocciato dalla Commissione regionale il progetto dell'inceneritore Eni a Marghera. Nel mirino della Commissione la poca chiarezza sui PFAS. Abbiamo vinto contro il cane a 6 zampe, così i comitati contro nel nuovo blitz di ieri. Oggi è una giornata storica. Stop al progetto dell'inceneritore di smaltimento fanghi di Eni Rewind a Marghera. A esprimere parere negativo la Commissione regionale con il Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale, decisione che di fatto interrompe e boccia senza se e senza ma l'iter delle autorizzazioni che fino ad oggi erano in corso. Il Comitato Tecnico ha ritenuto che non siano state acclarate tutte le garanzie dell'impatto ambientale e sanitario del progetto proposto da Eni. Tra i principali aspetti considerati non chiariti, la combustione dei FAS a temperature ritenute insufficienti per una completa degradazione delle molecole inquinanti. La decisione, per l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato, rappresenta un segnale chiaro. La tutela della salute pubblica è prioritaria, specie in territori già gravati da decenni di inquinamento come quello di Porto Marghera, dice, dando così ragione di fatto agli attivisti dei comitati che da tempo si mobilitano anche a suon di diffide contro l'inceneritore Eni. Se siamo arrivati alla giornata di oggi senza un'approvazione automatica, ma al contrario con tantissime problematiche per chi voleva proporre un progetto così distruttivo per la salute e l'ecosistema, è grazie al coordinamento dell'inceneritore, grazie ai cittadini e alle cittadine che si sono attivati in questi anni per riuscire a far sì che questo non passasse sotto silenzio. Attivisti che si sono mobilitati anche in mattinata, vista la convocazione del citato Comitato Tecnico Regionale, organizzando prima il presidio a San Tomà nei pressi di Palazzo Balbi a Venezia, poi il blitz lungo il Ponte degli Scalzi, con tanto di striscione e bandiere gialle con le scritte "Veleni, no inceneritore". Oggi ribadiamo ancora una volta, dopo 3 anni di battaglie continue, il fatto che questi impianti sono pericolosissimi, sia quelli per i fanghi sia quelli per i rifiuti urbani, perché comunque la si dica inquinano l'aria, inquinano le acque, inquinano i suoli. E sempre nel Veneziano c'è stato un incontro importante nella sede della Regione di aggiornamento sulla vicenda del Fondaco dei tedeschi con i sindacati e tutti i partecipanti all'unità di crisi. L'esito è stato però ancora interlocutorio. Importante incontro in regione per un primo aggiornamento sulla vicenda del Fondaco dei tedeschi a Venezia, culminata nel mese dell'aprile scorso con un licenziamento collettivo per oltre 200 lavoratori e la chiusura del pregiato e monumentale immobile nel cuore di Venezia, 2 passi da Rialto, che al momento risulta vuoto e chiuso. Erano presenti all'incontro i sindacati e la riunione è stata utile anche per fare il punto sull'eventuale ricollocamento dei lavoratori licenziati. A che punto siamo? Così Caterina Boato della Fincoms CGL Venezia. Al momento attuale ci ha comunicato l'azienda che 5 lavoratori dei 226 esuberi dichiarati al mese di novembre sono stati ricollocati all'interno del gruppo LVMH. 64, più di una sessantina di lavoratori si sono già ricollocati e 140 lavoratori hanno aderito a Goal 5, a quel progetto di formazione per poi poter avere degli strumenti per essere ricollocati. Al tavolo è stato annunciato che è aperta una trattativa per affittare il palazzo storico, ma i tempi non saranno brevi. E la soddisfazione ci sarà sicuramente quando tutti i lavoratori potranno essere ricollocati e possono essere tutti quanti ricollocati all'interno del mondo del lavoro, presenti all'incontro anche la proprietà che ci ha detto che sono al lavoro e sono in corso delle trattative per
per affittare il palazzo. Presenti all'incontro tra gli altri anche l'assessore regionale al lavoro Mantuan e comunale Venturini. Siamo fiduciosi che magari non resti il palazzo vuoto come successe con Palazzo Queen molti anni fa. Erano presenti all'incontro il dottor Bascetta dell'unità di crisi della Regione Veneto tra la proprietà e all'azienda. Sul fronte della viabilità a Mestre è stato inaugurato il nuovo raccordo stradale Gazzera-Castellana. Il sindaco Brugnaro, un'opera dice attesa da anni che finalmente si è compiuta. Vediamo. Okay. Taglio del nastro a Mestre per il nuovo bypass Gazzera-Castellana lungo via Gazzera Bassa con accesso da via Castellana all'altezza della prima intersezione dopo il ponte sul Marzenego. Opera viaria lunga meno di 1 chilometro e da 10 milioni di euro con annessa pista ciclabile nata, spiega Brugnaro, per ridurre gli ingorghi causati dai veicoli in transito in città nelle ore di punta della giornata e attesa da anni. Cosa concreta è che questa strada scaricherà un po' l'asse tra via Piave e i 4 cantoni, darà delle risposte di mobilità alle persone di Gazzera, tutta la parte che viene su da Chirignago, via Milanese, a Seggiano, perché per chi deve andare al Teraglio è un modo per alleggerire appunto la viabilità del centro. Il nuovo tratto viario si configura anche come un completamento funzionale delle fermate ferroviarie Gazzera e Olimpia, i cui lavori sono in fase di completamento. E poi c'è la connessione con questa stazione che la prossima settimana, fra qualche giorno, apriremo assieme a Ferrovie dello Stato. Di fronte, sempre in questi lavori, c'è anche un grande parcheggio che serve per le persone che andranno in treno, magari non so, studenti o chi può prendere il treno. Io credo molto nell'SMFR, nel sistema metropolitano di superficie. Tra i cittadini c'è invece anche chi è contrario. Il nuovo raccordo Gazzera-Castellana è il frutto delle scelte scellerate dell'amministrazione comunale. Ha preferito realizzare una nuova doppia viabilità anziché utilizzare il sedime della, diciamo così, strada di servizio di CAV che corre parallela alla tangenziale, come proposto da varie associazioni già dal 2019, devastando irreparabilmente la preziosa area umida a fianco dei meandri del Rio Cimetto. Così, in estrema sintesi, cittadini e associazioni che hanno manifestato con striscioni e slogan impressi anche sul cartone il dissenso contro la nuova opera viaria, con in testa Renzo Rivis, portavoce del Comitato Parco Fluviale del Marzenego. Quindi, ad esempio, i soldi che si potevano risparmiare realizzando la strada di là sarebbero potuti essere utilizzati per acquisire a titolo oneroso quella ventina di ettari che il Comune ha intenzione di portare a casa per il futuro Parco Fluviale del Marzenego, dando però in contropartita, come scrive l'accordo di programma, la possibilità ai privati di costruire ben 80.000 nuovi metri cubi di edificato. Contestate anche le ragioni per l'esistenza della nuova pista ciclabile. Brugnaro dice che hanno dovuto fare la strada di qua, grande, vicino a Rio Cimetto, perché così ci stava anche la pista ciclabile. Ma non c'era nessun motivo, la pista ciclabile c'era già qui da questa parte del canale e di là si allargava la strada che esisteva per far passare le macchine. È una bugia questa, che bisognava per forza fare una strada così larga. E sempre di lavori pubblici parliamo. È stata una settimana difficile per il traffico cittadino a Padova per i numerosi cantieri per la realizzazione delle nuove linee del tram. Il sindaco Giordani chiede ai padovani di avere pazienza, sarà l'ultima estate di passione, dice. Dobbiamo avere un attimo di pazienza perché in questo momento è difficile, c'è il minimo del traffico. Non è così esasperato, perché giro anch'io per Padova, è un periodo di calma, di morbide, non ci sono scuole, c'è poca roba, per cui approfittiamo. È un lavoro impegnativo sicuramente, però chiedo a tutti veramente di stare tranquilli, sopportare la situazione, perché tra un anno la cosa sarà diversa, per cui, ma non tra un anno, prima, noi speriamo di chiudere già a settembre i lavori invasivi, poi entro giugno termineremo tutto quanto, per cui avrete una città diversa.
E allora siamo allo Sport System, tiene complessivamente il distretto di Montebelluna a trainare l'export, resta però il rammarico per le Olimpiadi, insostenibili costi per diventare sponsor. Dalla Camera di Commercio Belluno Treviso, appello per i costi dell'energia. Il nostro appello è quello di cercare di ridurre un po' i consumi e anche dei costi nostri aziendali, in primis l'energia elettrica. Resta questa la richiesta più urgente delle aziende all'esecutivo. Solo abbattendo i costi dell'energia si possono destinare più risorse all'innovazione e quindi al motore del Made in Italy, e questo in un momento in cui vi è più di una spada di Damocle che pende sulla testa di imprese e consumatori. Ovviamente se ti calano le bombe è normale che uno non pensi a comprarsi la scarpa o a cambiare il mobile o la macchina. Ecco, che cessino queste guerre quanto prima. Il quadro è di incertezza, ma l'export continua a trainare il paese, così come il nord-est. In Camera di Commercio il punto sullo Sport System della Marca: 743 imprese, quasi 8.000 addetti nei 16 comuni del distretto, un fatturato che supera i 3 miliardi e 200 milioni di euro annui. Solo le esportazioni nel primo trimestre di quest'anno hanno pesato per 402 milioni di euro, più 3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tiene il mercato del lavoro in crescita i contratti a tempo indeterminato. L'unica cosa che dobbiamo fare è investire sui giovani, è necessario, non c'è un'altra strada. Senza di questa comunque siamo out. Dall'altra parte bisogna cominciare a passare messaggi positivi. Resta però un rammarico di fondo se si guarda alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove gli sponsor principali saranno quasi esclusivamente multinazionali, nonostante buona parte degli atleti indossi calzature e abbigliamento di marchi locali. I costi sono insostenibili anche per le mega aziende del distretto, perché comunque il valore di un'entrata pubblicitaria in quel tipo di ambiente è al di fuori delle nostre portate. E non so se questo fosse fattibile da un punto di vista di accordi pre-Olimpiadi, purtroppo è al di là di quello che io posso dare una risposta. Anche qui non dobbiamo solamente vedere le cose negative, perché comunque il boost delle Olimpiadi è comunque un boost importante. E torniamo subito per un flash da Venezia con il nostro Lorenzo Maier. Grazie a Sandro Ponchio che sta curando la parte tecnica. Ci sarebbe qualcuno che si sta arrampicando sul pennone. Andiamo in diretta, Lorenzo. Eccoci Edi, grazie per la linea. Dunque, un manifestante è salito su un pilone, uno dei Nobeso, su un pilone al centro della piazza. Sono seguiti minuti di tensione, sono arrivati i vigili urbani della polizia locale, i vigili del fuoco. Ora sembra che questo manifestante stia scendendo, ma c'è ancora grande tensione, perché poi le forze dell'ordine dovranno fare il loro lavoro e ci si aspetta di queste incursioni un po' per tutta la giornata. Dall'altra parte della piazza abbiamo visto un piccolo corteo di Nobesos che inneggiava agli slogan. Ora questa azione è anche molto pericolosa, ma che sembra essere stata arginata dalle forze dell'ordine. Un'azione chiaramente dimostrativa, ma anche molto pericolosa. Edi? Su questa immagine lo vediamo appunto il ragazzo che si era arrampicato fino su in cima al lampione di piazza San Marco, e come dicevi tu, Lorenzo, ci si aspetta un'incursione di questo tipo per tutto il proseguio del fine settimana, proprio per le nozze di Jeff Bezos. Grazie intanto per esserti collegato, averci dato questo aggiornamento in diretta. Proseguiremo come sempre a informarvi. Noi intanto andiamo in pubblicità, poi torniamo ancora con la cronaca tra poco. Tornati in diretta ancora per qualche minuto con la prima edizione, continuiamo a darvi le notizie. C'è stata una missione a Bruxelles di una delegazione di sindaci del territorio. L'obiettivo è stato quello di creare un ponte con l'Europa per favorire sviluppo e opportunità. Rafforzare il dialogo tra l'Europa e gli enti locali per favorire sviluppo, investimenti e semplificazione.
Questo in sintesi l'obiettivo della missione a Bruxelles dei sindaci del territorio, una delegazione di primi cittadini alla ricerca di opportunità e nuovi contatti, nell'ottica anche del reperimento di fondi europei. Ad accoglierli l'europarlamentare Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo. Sindaci e amministratori locali delle province di Padova e di Vicenza a Bruxelles per approfondire quelle che sono le dinamiche legate alla finanza agevolata, ai fondi europei, e per capire un po' meglio il funzionamento di questa Europa, perché soltanto creando sinergie e collaborazioni tra il territorio e l'Europa si raggiungono i grandi risultati. 2 giorni di incontri istituzionali con i sindaci che hanno partecipato a momenti di approfondimento sulle politiche comunitarie più rilevanti per i territori. Un'area, quella pedemontana, alla ricerca di nuove opportunità e risorse attraverso anche la creazione di un ponte stabile con le istituzioni europee. E siamo ancora nel Trevigiano con la cronaca, un pauroso incidente ieri tra un autobus della MOM e un camion carico di sabbia, al bilancio di 3 feriti. Fortunatamente non versano in gravi condizioni, ma solo per miracolo non ci sono state conseguenze più gravi. È successo tutto a Resana. È di 3 feriti il bilancio del grave incidente accaduto intorno alle 13:30 a Resana, ma guardando le condizioni dei mezzi coinvolti l'epilogo poteva essere ben più drammatico. Il tutto è successo all'altezza della rotatoria conosciuta in paese come Rotonda Bianchi. Da quanto ricostruito dalla polizia locale, l'autobus della linea 208 proveniente da Castelfranco e diretto a Padova sarebbe stato fermo allo stop quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un camion che trasportava sabbia di una ditta che si occupa di pavimentazione. L'impatto è stato violentissimo, il mezzo pesante nell'urto si è capovolto finendo contro il bus e sfondando il parabrezza. Il carico del camion si è riversato sulla strada. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUEM che hanno soccorso l'autista dell'autocarro e il collega che viaggiava al suo fianco, rimasti entrambi feriti e trasportati all'ospedale di Montebelluna e Castelfranco. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Lesioni lievi anche per il conducente dell'autobus, un 40enne di Resana, portato in pronto soccorso. Tutti illesi, fortunatamente, i 3 passeggeri che si trovavano in quel momento a bordo del mezzo di linea. Inevitabili e pesanti le ripercussioni al traffico, con la strada rimasta chiusa per qualche ora per permettere la messa in sicurezza dei veicoli e la rimozione della sabbia dalle carreggiate. Polizia locale ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. E noi torniamo in centro a Padova per una raffica in centro a Noventa Padovana per una raffica di furti che si sono susseguiti negli scorsi giorni e dal sindaco Bano arriva il monito ai ladri. Comunicazione ai miserabili delinquenti. Vi invito a non venire a Noventa Padovana. Vi abbiamo registrato, abbiamo decine di filmati, siete stati videoregistrati, sappiamo i mezzi con cui siete venuti a Noventa Padovana, quindi vi invitiamo a non venire a Noventa Padovana perché chiunque venga nel nostro comune è videoregistrato, abbiamo decine di filmati di voi all'opera. Numerosi colpi nel fine settimana, una zona battuta dai malviventi, a tappeto quella di Noventa Padovana, ed è chiaro il messaggio mandato dal sindaco Marcello Bano. Nel comune sono numerose le telecamere di videosorveglianza. Il colpo più eclatante sabato sera in una villa di via Foscolo durante una festa di ragazzi. La giovane proprietaria di casa si è accorta della presenza di un ladro con il passamontagna entrato in casa. Tentato furto anche in via Magellano e in villa Saccomani, dove è scattato l'allarme. Ringrazio i cittadini che hanno reagito in maniera ineccepibile, perché quando tu ti ritrovi dei delinquenti col viso coperto non si sa mai come i cittadini possono reagire, e quindi ringrazio i cittadini per il comportamento che stanno tenendo. Dopodiché qualunque cosa possa succedere, la responsabilità è solo di chi viene in casa di notte. Il primo cittadino Bano ha assicurato che il comando provinciale dei carabinieri intensificherà i controlli nel territorio comunale di Noventa Padovana. Presto poi un'assemblea con residenti e polizia locale. A breve sarà convocata una riunione
con le zone colpite, con i cittadini e i comandanti delle forze di polizia locale per aggiornargli sugli sviluppi. Questo è quello che stiamo facendo in questo momento, visto che abbiamo passato 2 giorni a rincorrere questi disgraziati in questo comune. Ed è lotta ai furti anche nell'Alta Padovana. A Fontaniva, per esempio, un residente ha allertato i carabinieri nonostante fosse in vacanza lontano da casa. Le telecamere di videosorveglianza infatti avevano ripreso 2 figure nel suo giardino. Il padrone di casa era a chilometri di distanza, in vacanza. Grazie però al sistema di videosorveglianza della propria abitazione, ha notato 2 persone incappucciate introdursi nel suo giardino. Pronta la segnalazione al 112. I carabinieri di Piombino Dese, Cittadella, sono subito accorsi quindi a Fontaniva, a casa dell'uomo. Qui hanno rintracciato uno dei 2 incappucciati che poco prima si erano introdotti nel giardino. Si tratta di un 17enne che è stato denunciato dai militari dell'Arma al Tribunale dei Minori di Venezia. Le riprese video hanno confermato che era lui uno dei 2 che poco prima si era introdotto nel giardino, ma che non era riuscito ad entrare in casa grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Furti ma anche truffe, e proprio contro quelle agli anziani è partita la 3ª edizione di un progetto che unisce i servizi sociali del comune di Padova con le forze dell'ordine per tutelare e informare le persone più fragili, prede troppo spesso di truffatori senza scrupoli. Per battere sul tempo i truffatori bisogna fare rete per difendere e sostenere gli anziani che soprattutto d'estate, quando le città si svuotano per le vacanze, rimangono soli. Parte da qui la 3ª edizione del progetto Noi non ci caschiamo, di prevenzione delle truffe, che unisce le forze dell'ordine con i servizi sociali del comune di Padova. Il programma prevede la distribuzione di opuscoli nei mercati rionali, l'attivazione di uno sportello di supporto psicologico e incontri nei quartieri. Come servizi sociali invece diamo anche un'altra informazione, cioè sappiamo che vengono colpite soprattutto le persone che si sentono più sole, che sono vulnerabili. Allora ancora una volta come servizio sociale noi diciamo è pieno di servizi nel territorio, ci sono tante realtà istituzionali e del terzo settore a cui ci si può rivolgere e negli incontri che faremo e nei banchetti rionali in cui andremo insieme appunto spiegheremo proprio alla popolazione anziana come trovare nuove attività e nuove amicizie nel territorio. Gli incontri nei quartieri vedranno la presenza di polizia e carabinieri con consigli pratici per far desistere i truffatori che suonano alla porta raggirando, a volte anche con informazioni fuorvianti. Il consiglio pratico che possiamo dare è sicuramente di non aprire a sconosciuti che non si presentano in uniforme, perché è importante capire che le forze dell'ordine sicuramente non chiedono soldi, non chiedono denaro, non chiedono oggetti preziosi, ma anzi vengono per dare un supporto, quindi non richiedono nulla, ed è importante sapere che se le persone sono in difficoltà, anche dei familiari eccetera, diciamo che non ci si rivolge alle persone anziane per avere un supporto, ma noi diamo tutto il supporto possibile. La cosa principale che devono fare gli anziani che si sentono in qualche modo vulnerabili o che sono particolarmente sensibili a queste tematiche, se dovessero avere delle avvisaglie di essere vittime di qualche truffa, ovviamente la cosa principale da raccomandare è quella di contattare subito il numero di emergenza. Questa rete però non deve riguardare solamente le forze dell'ordine, loro non devono chiudersi in se stessi. Il consiglio che possiamo dare è quello di interagire e rendere partecipi anche dei familiari, vicini di casa, conoscenti. Da Padova ci spostiamo a Vicenza per trarre un bilancio di quello che è stato l'ultimo anno dalle operazioni della Guardia di Finanza Fiamme Gialle, che hanno fatto questo resoconto durante la loro festa del 251esimo anniversario della fondazione proprio delle Fiamme Gialle.
Oltre 4.000 interventi eseguiti in ambito fiscale dalla Guardia di Finanza di Vicenza nel 2024 e nei primi mesi del 2025 e oltre 360 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Un impegno a tutto campo, ha sottolineato il comandante provinciale in occasione delle celebrazioni alla presenza delle massime autorità cittadine che si sono svolte all'interno della sede del comando nell'antico complesso di San Tommaso. Abbiamo individuato 110 evasori totali e contestato oltre 450 lavoratori a nero. L'attività è stata svolta in circa 440 interventi, di cui molti in interventi ad alto impatto che abbiamo posto in essere proprio per garantire il mercato del lavoro e assicurare ai lavoratori una dignità e una retribuzione equa. Abbiamo anche sviluppato attività complessivamente oltre 1000 attività ispettive sul territorio di tutta la provincia di Vicenza. Abbiamo individuato anche fenomeni di evasione fiscale internazionale, arrivando a contestare anche 2,5 milioni di euro, principalmente relativamente alla manipolazione dei prezzi di trasferimento. Attività della finanza orientata su diversi settori, dalla tutela della spesa pubblica per vigilare il corretto utilizzo delle risorse, ad esempio in materia di PNRR, al contrasto della criminalità organizzata, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti. Ricordo l'operazione Piazze Pulite del novembre 2024 che abbiamo eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 soggetti, traendone in arresto 11. Si tratta di sodalizi criminali di origine straniera, principalmente albanesi e colombiani, che si occupavano di rifornire le piazze di spaccio di Vicenza e provincia, ma non solo, anche di altre città importanti del nord Italia. Tra i reati fiscali più diffusi sul territorio, il reato di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti continua a essere il reato principale e il sistema prioritario non solo per evadere le imposte, ma anche per riciclare e immettere nel sistema legale proventi illeciti. Quindi è di gran lunga quello che continua a imperversare sul territorio. Tanti cuori per Cancia, 10 giorni dall'evento calamitoso Proloco di Borca di Cadore lancia la raccolta fondi per gli abitanti colpiti dalla frana. L'iniziativa nasce da un accordo tra Comune di Borca di Cadore con il Comune di Borca di Cadore e permetterà di raccogliere tutte le donazioni a sostegno delle famiglie colpite dalla violenza di massi, fango e acqua scesi dall'Antelao. In questi giorni verranno raccolte le donazioni e poi, in base alle indicazioni che arriveranno dal Comune, i soldi verranno consegnati direttamente alle famiglie coinvolte. Per partecipare è possibile fare la propria donazione tramite bonifico bancario, indicando come causale donazione Cancia sul conto corrente intestato alla Proloco di Borca di Cadore. Avete visto la locandina in onda. E torniamo a Padova, perché quest'anno Medici con l'Africa QAM compie 75 anni e per festeggiare questo traguardo l'ONG padovana torna per il suo annual meeting proprio a Padova, da dove tutto è cominciato. La storia del QAM si intreccia con quella di Padova. È da qui che 75 anni fa partirono i primi medici missionari per iniziativa del professor Francesco Canova e del vescovo di Padova Girolamo Bortignon, con lo scopo di formare medici per i paesi in via di sviluppo. In questi anni QAM è diventata una delle ONG in ambito sanitario più grandi e conosciute, aggiungendo al suo nome Medici con l'Africa, vista la scelta di operare soprattutto nel continente africano. Per il suo compleanno, con un gesto simbolico di coinvolgimento della città, il QAM ha lanciato il tradizionale appuntamento con l'annual meeting che in occasione dei 75 anni si svolgerà proprio a Padova il 22 novembre. Lo slogan scelto è crescere il futuro, ha spiegato il direttore Don Dante Carraro. Senza guerre, senza quello che sta capitando a Gaza, senza il dramma per carità degli attentati che c'è stati in Israele, ma poi penso anche a quello che sta capitando in Iran. Insomma, ecco, non è questo il futuro che dobbiamo costruire con le nostre forze, con quello che siamo, però gente concreta che attorno a queste cose ci crede ed è qua oggi.
In questo particolare periodo storico, QAM con tenacia vuole riportare l'attenzione sull'Africa e i suoi bisogni e sulle potenzialità di formare personale medico che operi sul posto. La gente non è che viene qua, anche quelli che troviamo, non è che vengono qua perché qua vengono a fare insomma, le ferie o altre cose, no, vengono qua perché scappano da situazioni drammatiche se tu dai la possibilità di crescere a sti giovani. L'ultimo che si è laureato in scienze infermieristiche in Sud Sudan, Gordon si chiama, e dopo 4 mesi che si era laureato gli chiedo: Gordon, dove sei? Mi mostra la foto di un centro sanitario disperso in Sud Sudan dove lui stava lavorando e assieme alle foto sotto mi ha scritto: Fada, I'm very proud, sono orgoglioso di fare la mia parte per il mio paese. Una meraviglia, e questa è la risposta che dobbiamo dare anche ai temi che ci preoccupano di un'immigrazione sconsiderata, non controllata, insomma no, e quindi invece noi dobbiamo investire molto nel continente africano. Nuova allerta meteo gialla in Veneto dalle 14 di oggi alle 6 di venerdì 27 giugno per temporali. Il meteo regionale prevede infatti instabilità in aumento a partire dalle zone montane in successiva estensione ad alcune zone della pianura. Saranno probabili forti rovesci con raffiche di vento e grandinate. In considerazione di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale, ma le previsioni non finiscono solo con questi temporali in arrivo, soprattutto nella zona montana e pedemontana, ma anche con il gran caldo che si dovrà affrontare. Temporali infatti che secondo quanto riferiscono non saranno solo passeggeri, e la colonnina di mercurio tornerà subito dopo a salire, sfiorando anche i 40 gradi attesi anche per oggi. 13 le città italiane a bollino rosso, il doppio rispetto a quelle di ieri, e domani la situazione sarà la stessa di oggi. E chiudiamo quindi con queste notizie di servizio. Allora, dopo la sigla, come sempre, vedrete nel dettaglio quali sono le previsioni del tempo previste per la giornata. Noi vi diamo appuntamento ai telegiornali della sera, e subito dopo di noi, come sempre, la programmazione pomeridiana con i nostri film. Per la prima edizione è tutto, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci.